Eccoci qua cari amici, da questa bellissima Ferrari gialla, un giallo vivo qua, color giallo, ci portiamo qua, siamo alla fiera di Padova, 5 ottobre 2019, sono in compagnia della Jo. Salve a tutti ragazzi, ciao! E abbiamo per gli amici qua delle vecchie Citroen, abbiamo un'auto che piace molto a me, attenzione che qua il marchio ci capotta, sì. o la Ferrari, questa bellissima Citroen DS Break, eccola qua, insomma la portiamo a casa, il cartello dice Citroen DS ID 20 Break, prezzo 20.000 euro, però niente cari amici, la portiamo a casa lo stesso, anche se non la compriamo, anche questa va in memoria, in saccoccia, salutiamo tutti gli amici delle vecchie Citroen, ho conosciuto ai vari raduni, saluto anche la mitica Luciana chiaramente, e tutti gli amici come Gino e tutti quanti, Alessandro, Vasco eccetera eccetera. Qua non si apre, è un classico delle Citroen, tengono sempre tutto chiuso. E niente, poi appunto la Jo mi faceva notare qua che abbiamo una bellissima Fiat 1004. Andiamo a vedere qua in mezzo alla gente. Molto bella, completamente restaurata. Fiat 1004. Bellissima, straordinaria. È solo 24.000 euro, però è bella. Sì, molto bella, sì. Eccoci qua ragazzi, molto bella. Questo ci piaceva perché sono stati dati questi colori molto caratteristici, molto particolari. Eccola qua. Bellissima, anche questa meritava perché la portiamo a casa tutti. Eccola qua, questa è un po' la traccia. Che auto d'epoca padre. Vieni qua Jo, siamo in diretta. Sì. Portiamo a casa il tutto qua. Certo. Ultimi scampi, ultimi flash. Certo. Vedi un po' di capire un po' tutti i modelli qua. Questa è una bella lancia, spettacolare. Ciao amici. Cos'è una Venduta fra l'altro. venduta? Di che anno è questa? Qua mi sembra Non c'è scritto, non c'è scritto. però bellissima, venduta. Venduta. E qui gli amici del canale ci daranno tutte le dritte. Sì. Abbiamo qua una 600. Sì. Ragazzi qua è un po' la sagra delle auto, guardate qua. È una 750. Una 750. Abarth. Eccola qua, spettacolo. Lancia super leggera. Bellissima ragazzi, bellissima veramente questa. Ma anche questa è una Flaminia penso, sarà una Flaminia, Penso di sì, una Flaminia Coupé, però gli amici del canale ci diranno il tutto, E poi niente, vediamo qua un'altra auto spettacolo qua, una Giulietta Spider. Portiamo a casa tutto noi Jo, questa è un po' quello che gli ultimi scampoli di fiera qua, che tramonta il sole. Guardate qua questa bellissima Giulia Spider, qua la gente è sempre interessata, poi non prende. La mia all'ennata ce l'ho con la Molto Flaminia. bello, spettacolo questa Spider, tracce di Alfa, tracce di Lancia e tracce di Alfa. Bellissimo questa, peccato, la gente dice sempre peccato. Con la vecchia guarnizione Qua abbiamo questa bellissima Fiat 750, molto bella. Vediamo un po' la Jo che l'ho persa. Sì, ero andata a vedere un interessante Mercedes. Appunto andiamo, dato che siamo in diretta qua Jo. Abbiamo visto, ecco qua, la Mercedes qua. Questa particolare Mercedes che ha bisogno di qualche piccolo ritocco, qualche piccolo restauro. Eccoci qua ragazzi, bellissima Mercedes. Coupé 230 SL, spettacolare. spettacolare nella sua grinta, nella sua forma. È un po' giù di carrozzeria, C'è qualche buttarella qua. Sì. Aveva la sua targa straniera. Ah, qualche piccolo ritocco. Ma sì, dai, ci può stare. Sì, senza la cosa lì è un valore aggiunto. Eccoci qua, Jo. Noi non prendiamo niente, per cui insomma non restauriamo niente. Abbiamo una bellissima Fiat. Qui una 124 Spider. Fiat 124 Spider, insomma qua abbiamo visto un po' il tutto qua, ne abbiamo viste qua di auto.
Questo angolino possiamo dire che abbiamo dato una sfumatura, Giù. Questa Mercedes è Bellissimo. Poi guarda qua a questo punto, vieni giù, c'è un'altra Mercedes che piace anche a me questa. sì, che bella. Venduta tra l'altro. Un altro cabriolet, eccola qua, molto molto bella. Molto affascinante, sì. Max ci darà il modello e tutto quanto. Insomma, vi abbiamo fatto vedere un Dici po' il tu, tutto. Max. Eccoci qua, Walter, Max, tutti quanti. E poi Gio, dato che andiamo avanti, c'è un'altra auto qua, un'altra Fiat. Una Fiat Dino, una Fiat di quelle che amo io, mamma mia che meraviglia. Spettacolare, del 1968, bellissima. Eccezionale da brivido, ancora, questa è un'auto che veramente... Un'auto che adoro fra le Fiat io, forse una tra le mie preferite. Eccola qua, viene solo 45.000 euro, pur essendo una Fiat, qualcuno disprezza le Fiat, però ragazzi... Proprio, forse la mia preferita proprio, ecco, dovessi ambire a una Fiat, ambirei proprio a questa, alla Dino. Spettacolare. Non è un'auto qualsiasi di Ah sicuro. no, certo. Ecco qua, capisco anche il prezzo. La sua targa storica, targa nera, bellissima. E niente, insomma, a questo punto andiamo a concludere, qua c'è una Mercedes, andiamo a concludere con l'ultima auto. Un'altra Dino qua GT, una Dino 208 GT, molto molto bella anche questa. Questa è una parte del parco Ferrari questa. Ferrari Dino. Eccola qua, anche questa sui 45.000 euro, come c'è scritto, ma una gran macchina. Bella, sì, certo. E niente ragazzi, vi ho fatto vedere un po' il tutto qua, possiamo... Sì, certo. Questo angolino l'abbiamo portato a casa. Sì, salutiamo gli Ragazzi, amici del siamo canale. tutti, spettacolo. Viva la Gio, eccola lì la Gio. Ciao ragazzi. Allora Gio, quale auto vuoi portarti a Ma casa? io mi porterei a casa la Fiat Dino, mi piace Come dici, moltissimo. insomma, Sì. 3 secoli di tazzine e via. Certo, portiamo 3 a casa. secoli di tazzine riesco a pagarla. Ciao a tutti. Spettacolo, ciao a tutti. A presto.